Gesuino, Sì. allora noi siamo pronti. Illustraci il tuo progetto Cumu di cui mi stavi parlando. Sto registrando. Ah, bene. Dunque, si tratta di questo, è un insieme di oggetti raccolti attraverso il tempo nella mia esperienza di vissuto in campagna e poi andato a studiare in paese, a Olbia. Eh, insomma, il CUM consiste, è l'acronimo di Kritisch Ubuntu Museum, che sta per dire Kritisch perché è un museo critico, Ubuntu perché è umano, a dimensione umana e di condivisione, perché Ubuntu significa che siamo tutti uguali, ognuno di noi ha diritto alle stesse cose che alimentano la vita, non so, essere inserito socialmente bene, non subire nessuna pressione da un sistema che si suppone ci dovrebbe, quando noi diciamo che è lo Stato, no, lo Stato alla fine non è niente, perché se uno va a ben vedere, lo Stato sarebbe un insieme di uomini deputati a creare, diciamo, lo stato sociale delle cose, i privilegi, i diritti, i doveri, tutte queste boiate, insomma, che sono, no, non sono boiate. Nella realtà non vengono tradotti mai in bene, perché siamo finiti in un apparato burocratico che ci porta all'esaurimento nervoso. Cioè noi abbiamo bisogno di essere rilassati e fare le cose belle allo stesso tempo, per esempio la musica che mi riguarda. Scrivere, disegnare, accessibile a tutti i bambini del mondo. Noi per primi, perché più si è grandi più si è bambini. Se non abbiamo queste cose per giocare, io non potrei mai fare a meno di questi oggetti che voglio condividere con quelli che realmente apprezzano le cose e che prima di fare una domanda magari se la fanno a se stessi e poi osservando può essere che non sia neanche necessaria una domanda delle volte, non so se mi sono spiegato, vale a dire che se tu vedi un oggetto, qualcosa, per esempio, ne faccio una cosa banale, tra virgolette, ma la chitarra ha 6 corde. Ho detto, beh, in genere sì, e poi questa qui davanti ha proprio 6 corde. Ecco, ci siamo. Dunque, un saluto a tutti quelli che amano le cose belle, in particolare legate alla musica attraverso anche la fisicità di oggetti che vanno a interpolare appunto il mondo delle note musicali attraverso sia gli oggetti o anche attraverso oggetti che indirettamente gli appartengono. Se uno dice ma questo è un oggetto della cultura dei frumenti, cioè in particolare del carro a boi, una vesuia per dire, cioè che sarebbe un oggetto in pelle atto a sorreggere il carro a boi, a tirare il carro a boi, viene fissato alla sommità, allegato a suggiuale, una vesuia. E quindi così mi ricordo io, che no, non credo che stia sbagliando, se lui è proprio dove entra il collo del carro. Questi oggetti uno dice ma cosa c'entra con la musica? Beh, proprio direttamente no, però se uno fa ricerca documentata come audio oppure nella memoria storica, che
casa, talvolta col figlio o un fratello, dipende. Insomma, ho un'intera famiglia anche, perché col Carrabù ci andiamo anche a ballare, no? Ad esempio, cioè verrebbe da ridere. Però tutto sommato, se noi vedessimo adesso un film ispiratore che dice stasera andiamo tutti a ballare ragazzi, tutta la famiglia, non solo il figlio perché a 13 anni se ne va da solo e poi vabbè voglio sperimentare, io non metto parola sulla sperimentazione di ciò che ti porta fuori da una realtà cruda, no? Anche stupida. Però non proprio così stupida e così ovvia, ma per chi ha, non so, se torna indietro e pensa a chi ha 12 anni, noi da bambini si vuole sperimentare più che mai e quindi non si è neanche in grado di dire, è difficile anche uscire dall'essere criticato dai genitori perché i genitori non lo vorrebbero così il figlio, i genitori lo vorrebbero che il figlio fosse da come sono loro in più, in meglio, in genere. Però tutto questo che sto dicendo non vuole essere niente di moralistico, assolutamente no. Venire a un museo, al museo della musica in via Gennaro a Olbia sarà facile su prenotazione, una volta che sarà avviato e dichiarato, diciamo, visitabile. Nel giro, essendo privato, degli amici, non ha niente a che fare, lo dico qua per amore di chiarezza, non c'entra niente la società del diritto d'autore, qua non c'entra niente, perché il diritto d'autore, ad esempio nel mio caso, lo riconosco, ho un rapporto anche con la SIAE, però delle storie che sento che la SIAE si inserisce all'interno delle organismi di cultura che non a scopo di lucro, quando devono ad esempio fare, non so, avere degli ospiti magari che contribuiscono con un'offerta così, la SIAE non c'entra niente in queste cose qua, perché la bigliettazione si fa quando c'è un evento culturale notevole, c'è un programma di musica, si sa che si suona certe musiche, quindi si devono dare i diritti agli autori delle musiche, allora ecco che va bene la SIAE. Ma in questi circuiti la SIAE non deve assolutamente interagire, ma non sono io che decido queste cose. Queste cose poi staremo a vedere. Dico solo che il museo privato dovremmo averlo tutti, ognuno di noi ha diritto a un museo, perché la città è fatta di un museo ambulante, cioè noi ci portiamo appresso oggetti quando andiamo e torniamo in altri paesi, o che porti un regalo, o che riporti qualcosa, più io partivo, non so, specialmente nei viaggi intercontinentali, insieme a tenori esibiti, cioè ricordo che dall'Australia tra il viaggio ad Adelaide poi a Auckland, quello è stato il viaggio insieme al gruppo degli amici del canto tenore che più ha implicato la loro forza per le mie esigenze, cioè le sono portato via in mezzo mondo, come si dice. Ma molti didgeridoo, soprattutto erano i didgeridoo, che sono didgeridoo è come una tromba di legno, potremmo dire, perché si suona con la metodo a pernacchia, così, tale quale come si suona la tromba in ottone, in argento, in quello che è. E dunque in questi viaggi io mi sono portato sempre molte cose a casa, sapendo, ben consapevole che l'accumulo quasi compulsivo, volutamente compulsivo, ma non per essere, come dire, malato compulsivamente, quando si tratta di malattia allora è diverso. In questo sono fortunato a non essere malato di amore per le belle cose, tant'è vero che qui esiste già, e mi ricordo quando è stato inaugurato, ma c'è un manifesto che abbiamo fatto insieme, Mario
non so, con Mario Pischetta, con Mario. Ok, c'era Mario, questo momento degli amici, mi pare Bacchisi e così via. Però questo avevo inaugurato il Festival del Cartone, perché non ho mai sentito, se c'è un Festival della musica, del Festival della musica era ad esempio Emmas, e che mi musica andato in Sardegna, quello fatto tra il 1989 all'inizio l'avevo denominato Primavera Jazz, con l'associazione Musicultura Sardegna, poi infine è diventato Primavera Olio Jazz, quindi con una sigla poi POJ. Poi a un certo punto, dal momento che ero sempre interessato a una tipologia sempre più estesa e più allargata possibile della musica delle radici, a questo punto implicava che in un festival non ci fosse solo un genere musicale, cioè lo stile jazzistico, per quanto prestigioso possa essere, per quanto può piacere, però era una cosa, solo un genere musicale è una ristrettezza della mente, insomma. Invece un festival dove compaiono la base dell'origine della cultura di ogni popolo, allora in quel caso lì credo che si possa dire che il festival diventa molto più oggettivo, cioè include anche il jazz, per intenderci. Tanto è vero che jazzisticamente si può trattare un insieme di musica popolare, ma è quello che faccio regolarmente, ho sempre fatto questo. A breve, anzi, adesso ne approfitto per annunciare che BES riprenderà il suo corso, l'avevo iniziato nel 2015, nel momento che ho sospeso l'esercizio insieme ai compagni di Cosa de Cannes. Era inteso sospeso temporaneamente, non è che io sono andato via definitivo, nel senso che sbatto la porta e dico ciao, non ci vediamo mai più. No, non è così. Era previsto che in qualche situazione saremmo tornati a suonare insieme quando si ricarica di motivazione, energia, purezza delle idee, non ripetersi, insomma. E poi, però perseguire i principi base gli stessi, quelli che ci hanno animato all'inizio, cioè rappresentare la propria cultura del territorio di ognuno dove vive in uno spazio il più ampio possibile, come dire, ci stiamo anche noi, ecco, dalla Sardegna, detto in italiano. Allora, Quindi, insomma, adesso abbiamo allargato un po', il CUM sarà visitabile non appena sarà annunciato, perché adesso non esiste allora, un'apertura di tipo ufficiale. Stiamo annunciando un'apertura per addetti ai lavori che sarà per il 2 di gennaio, adesso già fissata, però sarà girato un corto esclusivo di 3 membri o amici, non c'è niente fissità, non esistono qua, ma collaboratori, non so cosa si può dire, importanti del CUM, faranno un lavoro fotografico e sarà poi a sua volta contiamo di farlo internos, e poi chi volesse venire a partecipare per fotografare si può iscrivere telefonando a questo numero più 39 333 3177 171, lo ripeto, più 39 333 3177 171. Perfetto. Quindi a questo numero si può chiamare qualora si sia interessati a partecipare a questo evento, che l'orario
ancora da definire, potrebbe essere ad esempio a mezzogiorno, però potrebbe essere anche alle 17, non è ancora fissato, lo annunceremo, per cui sarete informati al momento giusto.